Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Ultima giornata olimpica, dobbiamo solo limitare i danni e portiamo a casa le medagliere. 110 ostacoli, 200 e 400, sempre per due perché uomo e donna. Vai. Siamo sfavoriti chiaramente qua. Niente. Troppo presto. Mamma mia che disastro. Ha vinto la Giamaica, meno male. Malissimo noi. Malissimo. Giamaica ancora Stati Uniti. Gran Bretagna, meno male che Stati Uniti stanno crollando. Nella corsa la Giamaica è straforte. Ci sta andando di culo, fioi. Sapevo che qua ero sfavorito, però adesso la Giamaica si tira su sempre alla fine. Con le Olimpiadi Comendiane. Dai fioi, limitiamo i danni. Siamo vicinissimi al medagliere, ragazzi. Ma invece deve fare almeno una medaglietta, cazzo, qua. Dai come, 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 dai come. Vai Comendone, vai Comendone. Stiamo andando bene, attenzione, gli Stati Uniti sono primi, mi sembra. Ai ai ai, ai ai ai, forse la medaglia arriva, che davanti la Giamaica! Però Stati Uniti vincono loro, ragazzi, Grande Italia, cazzo, un argento pesantissimo, molto soddisfatto. Bravo Kume. Ok. I conti alla fine, non pensate al medagliere, tutto alla fine. Poi mi sono preso una medaglietta anche qua sulla pista, cazzo, sono troppo soddisfatto e vaffanculo anche. I 400 sono duri, Vai. No. Il Kume sta sbagliando. No, non va bene, non va bene. È difficile, ragazzi. No, i 400 proprio sono duri. Mamma mia che merda, no, no, male. Ai ai ai, Stati Uniti sono ancora primi. Mamma mia che disastro. Quinto posto alla fine. Calma perché gli States vincono ancora, Giamaica e Germania, ok. Buono, se facciamo 400 femminile poi rifacciamo i 110 e i 200. 2 ori per il team USA, puttana merda. Lo so che alla fine per me è un dramma. Puttanella. Devo stare sul verde, poi ricaricarmi. Ok. Ma è dura, ragazzi, è dura. Catroia. Catroia, oh. Vaffanculo anche le discipline. Porca puttana, Stati Uniti ancora prima. Siamo quinti, siamo quinti. Stati Uniti vincono ancora, ragazzi. Siamo nella merda. Calma. Stati Uniti, Gran Bretagna, ragazzi. Stati Uniti 15 ori, Italia 15 ori, ma loro hanno 2 argenti in più. Se a Londra abbiamo vinto il medagliere, qua rischiamo di perderlo. Andiamo ragazzi, purtroppo le sconfitte nel nuoto stanno pesando. Devo partire prima. Non troppo.
Bravo. Oh cazzo. Oh cazzo. Oh cazzo. Yes, vaffanculo. Sì, un'ora in più. E il Kuma è venuto fuori nel momento giusto. Con questa ultima prova chiudiamo le Olimpiadi singole. Sono partito bene. Sono partito bene. Possiamo solo vincere. Possiamo solo vincere. Sto calando. Sto calando. Sto calando. Ho paura. Ho paura. Da che viene fuori alla fine. Forse arriva anche il record del mondo. Record del mondo. Chiude le Olimpiadi così. Ho capito la partenza e vaffanculo. Come ho chiuso le Olimpiadi, ragazzi. Sì, pianto per il Kuma. Il Kuma è nero, fioi. Mi viene da piangere, mamma mia. Dopo Londra, nell'ultima giornata, anche Rio. Andiamo con le medagliere, ragazzi. Finiscono queste Olimpiadi. Emozioni grandi, le dobbiamo vedere, raga. Scusate. Vinco il medagliere, l'ho vinto. Ragazzi, ecco il medagliere, vinciamo con 2 ore di vantaggio e 39 totali contro le 36 degli Stati Uniti. Olimpiadi incredibile, non mi ricordo il medagliere di London, su questa playlist potete vedere anche l'Olimpiade di Londra, che ho vinto, 2 Olimpiadi vinte consecutive, molto bene. Giamaica grande, con Gran Bretagna ottimo terzo posto, poi Cina, Germania, Giamaica, Corea, Francia, la Francia è calata nella seconda parte, Australia, Olanda, 9 totali ma molto indietro, anche l'Australia 12 totali addirittura, ma anche lei molto indietro. E poi tutte le altre, a sottolineare la brutta prova della Russia, anche il Brasile è paese ospitante, un solo oro e un bronzo, 2 totali, e poi via tutte le altre. E così, insomma. Da sottolineare anche la non presenza del Giappone, incredibile. Ok, raga, un saluto del comandante veneziano, questa Olimpiade finita, apprezzo molto che, insomma, sta serie è sempre stra apprezzata, e creazione del Cume, veramente, già dal 2004, ripeto, ho fatto sta cosa. Vi ringrazio tanto, siete persone meravigliose, veramente, perché avete voglia sempre di seguire il Cume, quindi i comediani pazzi dominano, e niente, Olimpiadi vinte con 2 ore di vantaggio sulle United States of America. Ciao, grazie a tutti!